192 nuovi positivi oggi nella nostra regione, 4 i morti nelle ultime ore. Preoccupa la situazione dei contagi nel Reggino e nel Cosentino. Conte stava preparando il decreto di rimozione, ma il generale Cotticelli lo ha anticipato presentando le dimissioni dopo la sconcertante intervista rilasciata alla trasmissione Titolo Quinto. È stato bocciato in prima battuta il ricorso presentato dal facente funzioni della regione Nino Spirli avverso la decisione di decretare la Calabria zona rossa. Strade deserte, negozi chiusi, il lockdown nei centri calabresi a Catanzaro e a Soverato, gli esercenti definiscono ingiusto il DPCM del governo, paghiamo per colpe non nostre. Narcotraffico internazionale, sequestrati a Roma beni per 1,7 milioni a imprenditore calabrese. 2 stop consecutivi per Cosenza e Regina, i silani sconfitti dal Brescia al Marulla per 1-2, mentre gli Amaranto in trasferta prendono 3 schiaffi dall'Empoli. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo dei numeri del coronavirus nella nostra regione perché ci sono 392 nuovi positivi che si registrano oggi, 4 sono i morti nelle ultime ore e preoccupa soprattutto la situazione dei contagi nel Reggino e nel Cosentino. Nuovo record di positivi oggi in Calabria, sono 392 i contagiati, mentre sono 3.550 i tamponi effettuati. In totale le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 7.106, quelle negative 285.641. Restano Reggino e Cosentino le aree più colpite. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 94 a Cosenza, 62 a Catanzaro, 35 a Crotone, a Vibo Valentia 19, a Reggio Calabria 182. Aumentano i ricoveri ospedalieri, 227 in reparto, mentre sono 16 in terapia intensiva. Dicevamo, aumentano i contagi in molti centri della Calabria e si registra anche un nuovo decesso all'Annunziata, vediamo. Pediatria e ginecologia sono 2 branche fondamentali. Che cosa succede se per una aggravarsi la situazione della diffusibilità del virus questi reparti vengono compromessi nelle unità del personale medico e paramedico? Così ai nostri microfoni Aristide Anfosso, medico di medicina generale, e poche ore dopo la situazione prospettata si è verificata. Adesso c'è apprensione nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale pugliese di Catanzaro dopo che una donna è risultata positiva al Covid dopo il parto. Con la partoriente sono entrati in contatto 2 ginecologi, 2 ostetriche, un osso e un infermiere. Il personale adesso è in isolamento in attesa del tampone e sempre nel nosocomio catanzarese sono risultati positivi un infermiere e 4 pazienti del reparto di neurochirurgia. Il virus continua ad avanzare. Nella serata di ieri un nuovo decesso nel reparto di pneumologia dell'Annunziata di Cosenza. Si tratta di un uomo di 77 anni positivo al Covid. L'aumento dei contagi costringe molti sindaci a chiudere le scuole. A Crotone il primo cittadino voce annuncia la chiusura da lunedì 9 novembre per la durata di 15 giorni delle scuole di ogni ordine e grado. Anche a Cosenza il sindaco Occhiuto ha disposto in via cautelativa la sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi dell'Istituto Comprensivo Don Milani de Matera dopo la positività di un insegnante. Aumentano i contagi nella Valle del Crati, nuovi positivi a Montaltuffugo, Rose, Luzzi, Acri. Il virus blocca anche le elezioni comunali a Delianuova e Siderno. La decisione arriva dal Consiglio dei Ministri vista la particolare situazione epidemiologica. Intanto il delegato attuatore per l'emergenza coronavirus in Calabria, Antonio Belcastro, difende l'operato della Regione in materia di tracciamento e analisi dei dati, modifica il bollettino, dice, per classificare meglio i casi e replica alle accuse di manipolazione, sottolineando che si tratta di una speculazione priva di fondamento. Parliamo adesso di sanità perché Conte stava preparando il decreto di rimozione, ma il generale Cotticelli lo ha anticipato presentando le dimissioni dopo la sconcertante intervista rilasciata alla trasmissione della RAI Titolo Quinto. Il re è nudo. Ecco, nulla di nuovo, per carità. Certo fa specie in prima serata nella TV di Stato. Eppure più volte è stato detto ciò che è emerso ieri sera in maniera forte e umiliante.
Ebbene, nel momento peggiore della nostra storia è davvero triste constatare che chi deve proteggerci in realtà ne sa poco o meno di noi. Possibile? Già, non è possibile, ma la realtà è questa. Amara, cruda, desolante e vera. Il commissario, mandato dal governo a mettere a posto lo sgangherato sistema sanitario di casa nostra, dimostra di essere quantomeno inadeguato a tal punto che per rispondere alle puntuali domande invoca l'aiutino. Come si fa a scuola tra i compagni di classe durante le interrogazioni. La cosa sconcertante è che colui il quale doveva essere il responsabile del piano anti-Covid della nostra regione non sapeva di esserlo. Ma il piano esiste? A questo punto il dubbio è forte. Domanda terribile, ma a noi cittadini calabresi chi ci difende dalla pandemia? E Arcuri, Conte, Speranza, possibile che non erano a conoscenza di questa situazione? Difficile ingoiare l'ennesimo rospo, l'ennesima figuraccia per una regione che non merita di essere mortificata così. Maria? La devi finire, tu devi andare preparato quando vai là. Dammi il parere del Ministero. Perché? Per il programma operativo Covid. Chi deve farlo sto piano? Io. Dice, nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate, il potere e dovere di predisporre e adottare il programma operativo Covid-19 compete esclusivamente alla struttura commissariale. 2 milioni di cittadini calabresi non hanno un piano Covid perché il Ministero le ha risposto con 3 mesi di ritardo. Non è così, dottore. E allora cos'è? Allora perché non c'è il piano? Il piano lo sto realizzando io e la settimana prossima è pronto. Si rende conto che questa è una cosa grave? Che cosa le devo rispondere, dottore? È stato bocciato in prima battuta il ricorso presentato dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì avverso la decisione di decretare la Calabria zona rossa. Il TAR ha per il momento respinto il ricorso della Regione Calabria per l'annullamento dell'ultimo DPCM con cui la nostra regione è stata inserita tra le zone rosse d'Italia, ovvero quelle a più alto rischio per quanto riguarda la gestione della pandemia da Covid-19. Ricorso presentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. Il TAR scrive nero su bianco che non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento della richiesta cautelare monocratica e pertanto rigetta la richiesta della Giunta presieduta da Nino Spirlì, ma fissa però una Camera di Consiglio per il 18 novembre per la trattazione collegiale dell'istanza. La partita è dunque ancora tutta da giocare, ma la Calabria intanto resta ancora in zona rossa, con tutte le conseguenze del caso. Buona parte delle attività commerciali in pausa forzata, in attesa dei cosiddetti ristori, che si spera arrivino presto, e anche limitazioni sostanziali di movimento per i cittadini. Se faremo per bene i nostri compiti a casa e i contagi dovessero diminuire, forse arriverà, ancora prima di un'eventuale sentenza del TAR, una nuova decisione da parte del governo che potrebbe anche rivedere la scelta che ci ha fatto finire tra le regioni a rischio elevato. Ma il sindaco di Vibo, Maria Limardo, e la sua giunta hanno deciso di impugnare il ricorso. Ricorreremo contro il DPCM e l'annuncio del primo cittadino di Vibo, Maria Limardo, che ha deciso insieme alla sua giunta di conferire l'incarico all'avvocatura dell'ente per impugnare la decisione del governo centrale. Io ieri ho riunito la mia giunta proprio per fare il punto della situazione e capire in quale direzione muoverci. Certo, ieri sera abbiamo assistito in maniera corale e unanime ad una totale dichiarazione di impotenza, alla resa delle armi più totale della nostra regione al cospetto di una richiesta di sanità e di salute che proviene ormai da decenni da parte della nostra regione. Io credo che noi dobbiamo rivendicare con forza il nostro diritto alla autonomia e alla autodeterminazione, se è vero come è vero che c'è una totale inadeguatezza del regime commissariale. Ciò detto, per quanto mi riguarda, ovviamente abbiamo sempre posto, e lo dimostrano i provvedimenti che abbiamo assunto, abbiamo sempre posto la salute dei cittadini al primo posto, della scala di tutte le priorità, al primo posto la salute dei cittadini. Però c'è anche da chiedersi
se i dati siano tali da confermare la permanenza della nostra regione in zona rossa, perché la nostra provincia è l'ultima delle ultime, interviene questa dichiarazione di zona rossa contemporaneamente peraltro alla proroga del commissariamento con gli effetti nefasti, ma soprattutto interviene in un momento nel quale le attività produttive stavano per rialzarsi, per riprendersi, per riattivare il ciclo. Interviene peraltro in un momento carsico perché i magazzini sono pieni di una merce che dovrà essere pagata ai fornitori e mi domando come potranno le nostre attività resistere a questo durissimo colpo, fermo restando ovviamente che la salute viene sempre prima di ogni altra cosa, però mi pare di capire che oggi ci viene negato il diritto alla salute perché c'è un commissario che neanche sapeva di dover redigere il piano Covid e contemporaneamente siamo in zona rossa, cioè ancora una volta la Regione Calabria nei pensieri del governo si profila come veramente la Cenerentola d'Italia e questo ci sconforta e questo ci deve fare avere un sussulto di orgoglio e di ribellione. Questi sono i presupposti dai quali muove la mia decisione, la nostra decisione di affidare incarico all'Avvocatura Comunale di valutare ovviamente la ricorrenza dei presupposti per l'impugnativa del provvedimento. Ma al di là della ricorrenza o meno del presupposto sul piano tecnico, quello che è importante è che i cittadini prendano consapevolezza piena della situazione e sappiano bene individuare in quale direzione muoversi. Nel prossimo servizio invece vediamo qual è la situazione quest'oggi al pronto soccorso di Cosenza. È particolarmente complicata oggi la situazione al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le ambulanze continuano ad arrivare numerosissime. La preoccupazione è che si stia acuendo il fenomeno dei contagi da Covid-19, ma questo non ci viene confermato da fonti ufficiali. Lo sapremo al momento dell'arrivo dei consueti bollettini serali preparati dall'azienda sanitaria provinciale e dal Dipartimento della Salute della Regione Calabria. Quello che certamente possiamo registrare è davvero l'incessante arrivo di ambulanze che poi fanno la fila nel piazzale prima di avere la possibilità di accedere all'interno e far scendere i pazienti all'accettazione. Il pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata è off limits e non solo per noi, lo è anche per i parenti dei pazienti che vorrebbero magari accompagnare i propri cari o anche solo consegnare loro vestiario e generi di conforto, ma questo non è possibile proprio per le stringenti misure anti-Covid che hanno anche portato alla sospensione di tutti i ricoveri non assolutamente urgenti. L'atmosfera, è inutile anche sottolinearlo, è molto triste, non ci resta che davvero armarci di prudenza e pazienza e attendere giorni migliori. Ma ci sono anche strade deserte, negozi chiusi in tutta la regione, il lockdown nei centri calabresi. A Catanzaro e a Soverato gli esercenti definiscono ingiusto il DPCM del governo, paghiamo per colpe non nostre, hanno detto. Poca gente in giro, autobus vuoti e molti negozi chiusi. Qui siamo a Catanzaro, atmosfera surreale dopo il lockdown. Un duro colpo, sottolineano i pochi esercenti commerciali rimasti aperti per la già fragile economia del territorio. Noi siamo con le spalle al muro, questo è il discorso, perché noi novembre è un mese cruciale per noi, anche perché era il mese che si poteva lavorare prima di Natale. Questa chiusura io non la vedo, perché non è che se è compatta la chiusura tutti quanti i negozi, c'è che è aperto e c'è che non è aperto. Io perché devo essere chiuso la mia attività in questo momento di crisi? È ingiusto tutto questo perché non stiamo chiudendo per casi Covid, ma stiamo chiudendo per mancanza di strutture, quindi non è una colpa dei commercianti, dei negozianti in generale. Da Catanzaro a Soverato, anche qui strade semideserte. I pochi commercianti autorizzati a rimanere aperti lamentano un brusco calo delle vendite. Proprio deserto, come quando eravamo chiusi a marzo, febbraio-marzo, proprio deserto il paese. Il calo c'è, non si può negare. E mi spiace per gli altri che sono obbligati a chiudere perché il DPCM dice questo. Però è per il nostro bene, dobbiamo sopperire a queste decisioni dello Stato. E c'è rabbia e rassegnazione anche tra i cittadini.
La chiusura delle attività è devastante, no? Perché qui si sostengono queste piccole attività che noi possiamo vedere in giro. Non è che abbiamo delle industrie, abbiamo delle attività importanti. È triste vedere tutto chiuso, il corso vuoto. E niente, dobbiamo tutelarci con queste mascherine e aspettare, vedere quello che succede. La gente ha paura, grazie a Dio e a questo governo che ci hanno impaurito al 1000%. Paghiamo le tasse, ok, dobbiamo stare a casa, ok, però sostenete chi lavora perché la gente è disperata e non è giusto che la dignità venga messa sotto i piedi, soprattutto delle persone che lavorano. Lasciamo per il momento l'argomento Covid, ci spostiamo a Lappano, centro della Presila Cosentina, dove i cittadini sono costretti a lunghe file per recarsi all'ufficio postale del paese, aperto soltanto 3 giorni a settimana. Ma in che stato viviamo? Cioè chi è il garante della popolazione? Questo è l'ufficio postale di Lappano, centro della Presila Cosentina, è aperto solo 3 giorni a settimana, una limitazione che va avanti da circa 7 mesi, dall'inizio cioè della pandemia. Enormi i disagi per i cittadini che hanno deciso di far sentire la loro voce. Il problema è molto serio, cioè sia per le persone meno ambienti, sia per non creare assemblamenti, sia per dare un servizio migliore. Io penso che oltre all'ufficio postale aperto, il problema sia il recapito. Il ritardo nella consegna dei bollettini è motivo di affanno per le persone, specialmente le più anziane. Accanto ai cittadini anche il sindaco. Nei 3 giorni di apertura si creano lunghe file. Quando si pagano le pensioni la situazione è ancora molto più grave. Abbiamo giusto messo questo gazebo che vedete alle mie spalle proprio per consentire alla popolazione quantomeno di ripararsi durante la pioggia. Abbiamo fatto 3 note come amministrazione, come sindaco all'ufficio postale, alla direzione sia di Cosenza che di Roma. La risposta, solo la seconda nota, a luglio ci ha risposto dicendo che per problemi proprio legati al Covid erano state chiuse altri sportelli e quindi questa era la situazione momentanea, non potevano pigliare decisioni. Ci sembra una risposta diciamo tra virgolette assurda, perché proprio per la presenza del Covid, come purtroppo stiamo vedendo in questi ultimi giorni, oggi siamo purtroppo zona rossa, la Calabria, quindi lo sapete tutti, per cui ritengo che l'apertura di tutti i giorni può favorire una migliore distribuzione del servizio, quindi con limitati assembramenti. Ancora la cronaca, narcotraffico internazionale, sono stati sequestrati a Roma diversi milioni di beni ad un imprenditore calabrese. È uno dei più intraprendenti trafficanti internazionali di droga, Cosimo Damiano Tassone, 50 anni, calabrese, da tempo residente a Roma, da dove gestisce un'importante rete criminale operante nel settore della droga. Un manager dunque della polvere bianca, capace di accumulare illecitamente una fortuna in soldi e beni. Tassone, oltre alla principale attività criminale, ha interessi apparentemente leciti anche nel commercio. Sulle sue tracce da molto tempo è l'antimafia ed oggi la notizia che la direzione distrettuale antimafia di Roma ha ottenuto dalla sezione misure e prevenzione del Tribunale Capitolino il sequestro di beni riconducibili al narcotrafficante per un valore complessivo di 1.700.000 euro. Sigilli sono stati posti ad attività commerciali, immobili, autovetture, bloccate anche diverse disponibilità finanziarie. La figura di Tassone è dunque considerata di alto lignaggio criminale. Del cinquantenne calabrese si era cominciato a parlare dopo un'indagine, la Crazy Hill, condotta dalla Guardia di Finanza di Roma. E proprio le Fiamme Gialle romane hanno effettuato il sequestro di oggi. L'operazione Crazy Hill aveva permesso di scoprire un'associazione a delinquere con base a Roma e con contatti in Germania, Olanda, Spagna e Inghilterra. Il sodalizio era in collegamento con i narcotrafficanti colombiani ed era in grado di far arrivare in Europa attraverso container impressionanti quantitativi di cocaina. Parliamo adesso di calcio, in particolare di calcio di Serie B. Iniziamo dalla sconfitta subita dal Cosenza questo pomeriggio al San Vito Marulla, proprio ad opera del Brescia.
Stop in 2 gare per il Cosenza, che dopo il Bentegodi cade anche al Marulla sotto i colpi del Brescia. Per i silani è stata una settimana particolare, con il caso di positività riscontrata ad un calciatore tesserato ed un componente dello staff sanitario. Ma nella giornata che precede la sosta i lupi non convincono. Almeno nei primi 45 minuti di gioco la squadra di Lopez fa la voce grossa e si spinge in avanti alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale, e così dopo alcune incursioni pericolose e l'infortunio per Ndoi, che è costretto a uscire in barella, alla mezz'ora Bisoli da ottima posizione sfiora il palo, e poi dopo un colpo di testa facile preda di Falcone, nei minuti di recupero della prima frazione i lombardi sbloccano il risultato con il colpo di testa sotto porta di De Sena. Fra le proteste dei padroni di casa, che proseguono anche dopo il duplice fischio dell'arbitro per il comportamento scorretto del Brescia, che ha proseguito l'azione conclusa con il gol di De Sena, nonostante Baez fosse rimasto a terra per un duro scontro. Nella ripresa i lupi provano a raddrizzare la sfida, ma la reazione non è pungente, così gli ospiti ne approfittano e al 15° trovano con Giagiello il gol del raddoppio. Occhiuzzi corre ai ripari e dopo una girandola di cambi è il nuovo entrato Balulì a rendersi pericoloso con questo destro insidioso diretto nell'angolino, ma l'estremo bresciano si distende e blocca in 2 tempi. È il preludio al gol che arriva puntuale al 27° con il tiro a giro ancora di Balulì che gonfia la rete. I calabresi accorciano le distanze e poco dopo sprecano l'occasione del pari con Baez che, servito da Carretta, cicca la conclusione a pochi passi dalla porta. Carretta prova a ristabilire la parità in 2 occasioni, ma è impreciso, così come il tiro di Balulì che spegne definitivamente le speranze di riacciuffare il punto nei minuti finali. Serve un Cosenza più cattivo, così Occhiuzzi nel dopogara. C'è l'amaro in bocca perché l'avevamo preparato in questo modo. Inizialmente avevamo messo il terminale offensivo di struttura per riempire l'area. Il ragazzo ha fatto anche una buona gara. Siamo arrivati primo tempo più volte al limite dell'area, dentro l'area, abbiamo crossato, cross ribattuti, siamo stati lì, abbiamo preso una ripartenza il primo tempo e poi quella ripartenza al 46esimo, eravamo nel minuto di recupero, mancavano 30 secondi, prendi gol, lì dà fastidio, però la squadra non si è disunita, quindi la squadra è entrata in campo con poi la testa giusta. Vediamo invece adesso la pesante sconfitta subita dalla Reggina ad Empoli. Pesante KO della Reggina, che nella trasferta di Empoli prende 3 schiaffi in faccia dopo una buona partenza per la squadra di Toscano che prova a imporre il proprio gioco, ma trova davanti a sé un Empoli molto attento. Il ritmo cala e la prima frazione scivola via senza troppi sussulti. Poi nella ripresa i padroni di casa dilagano. Mancuso gela gli ospiti dopo appena 60 secondi. I calabresi allora accusano il colpo e provano a reagire, ma subiscono il raddoppio con Matos. Ma il colpo di grazia lo infligge il neoentrato Oliveri, che firma il 3-0. La Reggina adesso deve fare mea culpa e ritrovare in questa sosta motivazioni e convinzioni per rialzare la testa e mostrare le potenzialità espresse nella prima fase del campionato. Domani si giocherà anche la sfida fra Torino e Crotone. Vuole levarsi l'etichetta di ultimo della classe Giovanni Stroppa, tenterà di farlo domani in quello che è uno scontro salvezza in casa del Torino, penultimo in classifica. Una gara da non sbagliare per il Crotone e per Stroppa. Io mi sento parte integrante di questo gruppo, ha detto il tecnico nel pre-gara, e vado nella stessa direzione della difficoltà del momento, ma c'è anche la consapevolezza che stiamo facendo delle prestazioni importanti. Bisogna migliorare nei particolari, dell'attenzione e della cattiveria nel fare le cose. Per il resto bisogna continuare così e magari farle ancora meglio. Non dobbiamo farci rubare la merenda, mettendo più attenzione nel fare le cose, e questo è il motivo per cui ci troviamo in questa posizione. Queste le parole di Stroppa. Noi invece adesso andiamo a vedere le previsioni. Anche il weekend si chiude in regime anticiclonico che ormai da giorni garantisce tempo stabile sulla Calabria. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti sul basso versante tirrenico, dove non sono da escludersi pioviggini locali. Temperature senza grandi variazioni di rilievo. Analizziamo lo stato di mari e venti.
Domani calmo il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio, venti deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.